Buongiorno a tutti, intanto volevo salutare perché so che farà parte di questa giornata Marco Pesce e anche l'architetto Elisa Morando. Insieme a loro siamo partiti, dato che sono io la prima a presentare il progetto, io sono l'architetto Musso, mi occupo di progettazione architettonica, preferibilmente residenziale. Attualmente vivo vicino a Sanremo e quindi questa registrazione è stata fatta appositamente proprio perché non potrei essere lì presente. Diciamo che Architetture Sottili è stata una bellissima esperienza, innanzitutto questo lo devo dire, ci ha permesso di conoscere intanto nuovi architetti, nuovi colleghi, ha permesso una grande collaborazione e partecipazione, soprattutto per la nostra città, che è la città di Asti. Ognuno di noi è partito con un'area assegnata e c'è stato uno studio molto dettagliato di quell'area per poi cercare di riqualificare questi spazi urbani dimenticati un po' da tempo. Nello specifico io insieme al mio gruppo di lavoro siamo andati ad analizzare quello che è la zona centrale tra Piazza Alfieri e Piazza Campo del Paglio, dove praticamente è accerchiata dal Palazzo della Provincia. Quindi praticamente dalla prima tavola è stata fatta un'analisi dell'area studiando come collegare i giardini pubblici della città con il resto della città, con la parte diciamo più centrale, quindi il centro storico. Quindi ci troviamo appunto in prossimità del mercato coperto di Piazza della Libertà e da lì poi parte il centro storico. Davanti al Palazzo della Provincia abbiamo Piazza Alfieri, mentre invece nella parte retrostante, la Torre Littoria, c'è Piazza Campo del Paglio, che si sa è una piazza adibita principalmente a parcheggi, quindi è la piazza più diciamo grande della città adibita a parcheggio. Abbiamo fatto un'analisi appunto dell'area sia dal punto di vista storico, vedendo, osservando ciò che era rimasto rispetto a ciò che ha cambiato, siamo andati nello specifico, magari allargo un po' così dovreste vedere meglio, un po' le criticità di quest'area. Allora, sono spazi triangolari principalmente, vedete, no? Quindi adibiti anch'essi a parcheggio attualmente, è rimasto così da quando il progetto è stato fatto, ancora adesso è così, quindi c'è una situazione in cui manca un arredo urbano, i percorsi, soprattutto qui sotto questi portici del Palazzo della Provincia, non sono così frequentati. C'è un ufficio turistico che non ha una grande visibilità, piuttosto scarsa direi, c'è un degrado visibile proprio in prossimità dell'edificio della ex Casa Vittoria, quindi il retro del Palazzo della Provincia. Poi abbiamo tutta una serie anche di, a livello visivo, barriere determinate da queste siepi che suddividono la zona a sinistra dei giardini, non so se si vede la manina, rispetto alla zona destra, diciamo, dove abbiamo il Palazzo della Provincia. Quindi questa barriera comunque fa sì che ci sia proprio una divisione netta tra i giardini e la zona, diciamo, poi verso il centro storico. Per quanto riguarda i chioschi che ci sono all'interno dei giardini pubblici, anche questi hanno comunque una funzione piuttosto degradata, cioè sono frequentati, insomma, mal frequentati e spesso la sera si sa, come in molti giardini pubblici di varie città, insomma, non è così piacevole passare, ci si sente un po' fuori luogo. Quindi, dopo tutta questa attenta analisi, vista anche dal fatto che abbiamo dei rattoppi di asfalto, quindi si passa da una pavimentazione diciamo più legata al centro storico a rattoppi di asfalto, siamo andati poi a analizzare un pochettino la parte funzionale. Quindi rispetto a, abbiamo dato il focus su diversi punti e siamo andati a capire quali erano un po' i percorsi, sia a livello veicolare,
quanti parcheggi determinava quest'area, la mappatura delle piantumazioni e tutti i punti commerciali presenti nell'area e anche il percorso pedonale più facilitato. Abbiamo fatto inoltre un'intervista a 10 passanti per capire se erano frequentatori abituali sia dell'area ma anche del mercato coperto e qual era la loro impressione. Ecco, sicuramente è emersa una percezione di forte insicurezza negli attraversamenti pedonali, perché comunque sono sì, difficoltosi, ecco, ancora oggi, nonostante sia cambiata la viabilità rispetto ai tempi in cui presentammo questo progetto, perché è stata poi fatta o è stato poi eseguito un cambio di viabilità. Però la percezione di insicurezza stradale è ancora tutt'oggi, insomma, notevole. Quindi dai punti di forza e da ciò che è emerso, dalle minacce, diciamo, dai fenomeni di degrado, anche dalla scarsa illuminazione, dalle barriere che abbiamo detto precedentemente prima con rispetto appunto a queste siepi, siamo andati poi nella seconda tavola a analizzare un pochettino quello che poteva essere un esempio di realizzazione. Allora, tutto è partito da un concept per cercare di estendere il giardino pubblico verso il centro storico, semplicemente in maniera visiva, nel senso che, certo, aumentando le piantumazioni anche nella zona di Piazza della Libertà, perché comunque lì non ci sono zone d'ombra e diciamo d'estate questo effetto di calore si sente notevolmente, ma soprattutto a livello visivo, cercando di installare innanzitutto in prossimità della fine dei giardini pubblici un secchiello rovesciato, quindi è una vera e propria installazione artistica, un secchiello rovesciato che dà la percezione di questa estensione del verde. Questa sarebbe poi tutta una pavimentazione in resina acrilica colorata che va ad accentuarsi in certi punti dove ci sono dove diciamo, la macchina passa di qua, quindi questi attraversamenti veicolari hanno poi una visibilità ulteriore di questa pennellatura e quindi dovrebbero rallentare il percorso dell'auto, quindi la macchina dovrebbe frenare. Ci dovrebbe essere quindi con questa diciamo, visibilità verde di questa pennellatura, di questa pavimentazione differente, un ulteriore rallentamento veicolare, quindi una percezione di maggiore sicurezza da parte del pedone. Quindi andiamo poi a estendere tutta questa pennellatura. All'interno di questa pennellatura troviamo tutta una serie di arredi urbani da cui abbiamo preso esempio. Quindi abbiamo preso dei riferimenti di varie città europee, extraeuropee, che hanno reso possibile poi il nostro progetto, dalle cambi di pavimentazioni al diciamo inserimenti di arredo urbano con sedute che diventano anche elementi di gioco, con pavimentazioni un po' diciamo alternative che si inseriscono nel verde, alcuni giochi pubblici, alcune sedute che diventano dei veri e propri salotti, queste appunto sedute che da pavimentazione diventano appunto spazi in cui potersi rilassare e anche la possibilità di inserire sia dei pannelli espositivi illuminati per aumentare la visibilità del centro turistico e anche l'inserimento di nuovi chioschi o comunque ristrutturabili, quelli che ci sono, con il lato verso i giardini pubblici e sarebbero chioschi diciamo apribili, accessibili in varie ore del giorno, con l'inserimento anche delle esibizioni di artisti, quindi diciamo aumentare un pochettino quello che è lo svago della città.
e rendere accessibili questi giardini anche di notte senza avere la percezione di passare e sentirsi un po' in pericolo. Quindi praticamente questi sono un po' i nostri rendering che abbiamo poi realizzato. Questo è il chiosco che è accessibile verso i giardini, queste sedute, queste illuminazioni, questa nuova piantumazione e fioritura a seconda del periodo della stagione. E infine, nella terza tavola, abbiamo un pochettino poi sviluppato tutto quello che è stato quello che sono stati i nostri elementi di arredo, quindi dalle alberature, dai chioschi, come dicevo, la pavimentazione è proprio il focus del nostro progetto, l'inserimento anche di portabici, nella speranza che comunque la città di Asti possa, come in molte città d'Italia, io ho vissuto a Padova 3 anni e ho visto effettivamente là una cultura differente dell'uso della bici, e ci si augura che soprattutto cambi un po' la mentalità della città, perché se uno prende la macchina per fare 100 metri non ci siamo, quindi voglio dire è anche una questione di salute, di salubrità dell'ambiente, di salute personale. E quindi un po' questo, ecco, questo è stato il nostro progetto, ci ha portato sicuramente a trovare nuovi stimoli, ci si augura che ancora oggi, dopo tanto tempo, si possa vedere un cambiamento in quest'area, come è possibile magari anche negli altri progetti di architetture sottili, perché è un peccato che insomma sia rimasto ancora tutta una fase progettuale e non una fase decisiva di messa in opera. È stato fatto anche un computo metrico estimativo al termine di questo progetto e quindi abbiamo alla mano tutta una serie di documenti che potrebbero essere utili all'amministrazione qualora lo voglia, chiaramente, per partire. Ecco. Architetture sottili è stato preso come esempio dal Comune di Milano, che aveva fatto partire appunto dei progetti di giovani architetti e il Comune di Milano ha preso, diciamo, la palla al balzo e porta avanti di anno in anno questi progetti di giovani architetti e vengono proprio realizzati, quindi ci si augura questo. Con questo io vi ringrazio dell'ascolto e speriamo che ci sia un futuro in questo. Grazie e passo la parola al prossimo relatore.